Allora, prima scherzo, rete non è una donna. Il significato di rete è un po' vaga come domanda, no? No? Vaga. La rete a livello di definizione è un sistema, la rete è un sistema articolato di connessioni. Onde? Rete. Guardi, quando lei mi parla di rete, io penso subito alla tela del Word, cioè la tela del ragno della vita, che tesse i suoi fili luminosi nei quali tutti noi siamo interconnessi. Quindi io lo trovo una delle immagini più palpitanti che ci può capitare di toccare. Siccome lo tocchiamo col respiro, respirando, facciamo palpitare questa tela del Word, io direi che è una delle immagini più simboliche, più profonde di quello che è l'essenza del nostro esistere. Mi viene in mente sempre parlare della rete, la rete è riferita a internet, quindi un sistema di comunicazione che permette di dialogare velocemente con persone diverse in diversi punti del mondo, e quindi da quel punto di vista una grande opportunità di avere degli scambi di opinione con chiunque in qualunque posto. Internet è una rete nel senso materiale del termine, innanzitutto. E poi pensandoci, avendo direi anche internet, ma mi è venuto come secondo significato. Prima per tutto la rete, devo dire, mi è venuta in mente proprio una rete. Una rete del pescatore. Al giorno d'oggi una rete informatica, altrimenti una rete da pesca. Per me rete è la rete ferroviaria, per i trasporti ferroviari, sì, basta. Una rete è una struttura meccanica fatta di tanti fili, che possono essere per esempio disposti secondo due schiere, due famiglie di fili paralleli tra loro da una parte e perpendicolari dall'altra. Sì, può essere una catena di processi, una catena di persone, è una catena organizzata per una rete. È un insieme di relazioni che può essere a livello locale o anche più ampio, quindi a livello magari cittadino, nella quale una persona, un individuo, si relaziona con persone a lui simili o anche comunque in contesti diversi per contesti che possono essere più diversi, quindi dal punto di vista professionale o anche personale dal punto di vista Che mi viene in mente la rete da calcio di gol. Rete informatica, rete telefonica, la rete di pescatori, la rete antisassi sulle autostrade. Ad impulso così la rete televisiva, le varie reti televisive. No, vabbè, poi pensandoci in maniera più approfondita, la rete proprio come strumento per la pesca, la rete da pallavolo, la rete del calcio. Intendo attività che si possono creare diversi gruppi e lavorare insieme con uno stesso obiettivo e una stessa intenzione per lo sviluppo in particolare per la scuola.
per i giovani, ragazzi giovani. Rete? Sì. Rete da pesca, oppure rete di internet. Rete stradale, non so. Per me la rete è sinonimo di globalizzazione, di apertura delle frontiere e di amicizia tra i popoli, e di fratellanza e di uguaglianza. La rete innanzitutto mi viene in mente la rete delle biblioteche, la rete informatica, ma penso che sia un concetto anche più generale. Per rete posso intendere rete riguardante vari sport, rete di calcio, di qualsiasi altro sport, pallavolo, sport di squadra, rete telefonica, rete televisiva, rete di amicizia e questo è il momento. Allora, per rete, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la rete di internet, che è molto, molto attuale, la si utilizza, è un modo per ritrovare, ultimamente ho ritrovato molti amici anche di penna che dall'adolescenza non mi ricordavo nemmeno bene i nomi, ed effettivamente è stato un bel modo per recuperare persone anche da paesi abbastanza lontani, tipo Egitto, Finlandia. È utilissima ed è la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi avete chiesto della rete. Ma secondo me la rete è internet, un modo appunto di mettersi in contatto con tutte le altre persone, per quel che mi riguarda è posta elettronica e informazioni varie, ricerca di città, strade, vie, mappe, persone. Rete da pesca, rete come trappola, rete della racchetta, della sport del calcio, il pallavolo. La rete internet? Reticolato, basta, Per rete io intendo rete come internet, come mezzo di comunicazione che si sta diffondendo sempre di più. E, diciamo che le persone dovrebbero usufruire un po' di più, secondo me, di questo mezzo, perché si trovano delle informazioni molto più dettagliate e più limpide rispetto a quello che magari si può sentire attraverso la TV o la radio. Può essere rete televisiva, anche rete tipo tessuto, calzerete. Possono essere tante cose, ma diciamo rete televisiva mi suona di più.